È tornato a trovarci Raffaele Padrone, esponente del sindacato FSP Polizia. Buonasera. Buonasera direttore, buonasera Tania. Allora, penso che questa notizia, quella della non punibilità, ritorniamo ai fatti di Trieste del 4 ottobre 2019, no? Sì. Ricordiamo l'omicidio in questura a Trieste di due agenti che erano stati disarmati da un cittadino di origini dominicane, Alejandro Stefan Meran, il quale ha sparato a entrambi uccidendoli. È notizia di qualche giorno fa, una notizia che penso l'abbia fatta trasalire, come ha fatto trasalire Sì. probabilmente tanti suoi colleghi, ma anche l'opinione pubblica. L'opinione pubblica, senz'altro, ma quello che penso che abbia portato più sgomento sia da parte dei genitori, cioè i genitori... Dicevo, per completare così anche i telespettatori a casa, Alejandro Stefan Meran è stato dichiarato non punibile perché è incapace di intendere di volere, a seguito di una perizia psichiatrica che ha rilevato una severa schizofrenia. Noi siamo stati veramente colpiti da questa sentenza, da questa dichiarazione che il psichiatra di turno, il professor Ferretti, ha fatto, ma noi non discutiamo ovviamente quelle che sono i rilievi che ha fatto il medico, assolutamente. E quello che noi invece contestiamo è non c'è stata giustizia per i genitori, soprattutto parliamo di un ragazzo di 31 e uno di 34, quindi due colleghi, giovani colleghi, pieni di vita, si vedeva nei loro filmati quando uscivano di pattuglia insieme, cioè due ragazzi pieni di vita. Quindi non discutiamo questa sentenza per quanto riguarda la parte medica, non siamo medici, però permettetemi di dire innanzitutto una cosa importante, direttore: non ne ha parlato nessuno. Non ne ha parlato nessuno, sono stati uccisi due colleghi, ci sono stati uccisi due poliziotti, due uomini delle forze dell'ordine, due uomini dello Stato, non ne ha parlato nessuno. Sono uscito sui giornali, sono stati costretti a pubblicare un comunicato stampa, uno mio, uno del segretario generale sempre della FSP, e per il resto ne ha parlato forse un programma di una TV nazionale, ma non ne ha parlato nessuno. La regia ci propone adesso questo è l'articolo uscito su un quotidiano regionale. Esatto, e da lì chiaramente, dopo aver appreso questa notizia sul giornale di questo fatto che, ripeto, ci ha un po' lasciato l'amaro in bocca, anche perché ha ribaltato una situazione, questo bisogna dirlo, ha ribaltato un procedimento e un processo che era già stato definito. Quindi non si può non dire che questa persona non volesse uccidere, permettetemi, non si può. E in ogni modo ha cercato durante la colluttazione di prendere la pistola, ci sono i filmati che parlano, e di sparare e di colpire. Quindi tutto quello che viene riportato sotto l'aspetto medico non lo condividiamo, lo rispettiamo. Ma quello che è il fatto di dire che questa persona non volesse uccidere, non era in quel momento capace di intendere che avrebbe ammazzato e dissociato, perché in quel momento era stato allontanato dal fratello, perché leggendo le carte si capisce che così dice il medico, che fino quando era con il fratello, che erano stati fermati entrambi prima dell'arresto, poi chiaramente è stato riconosciuto lui come persona ed è stato portato all'interno degli uffici, quindi cominciava l'arresto, è stato separato, e da lì il medico parla di anche dissociamento che è venuto a mancare, che è quello del fratello, che gli avrebbe dato la garanzia psichica, che invece non c'è stata, e quindi in quel momento lui ha utilizzato questa seconda sua mente
per essere molto più chiari, Personalità, diciamo. personalità, e chiaramente si è rivolto ai colleghi così, con la colluttazione, ha preso la pistola, gli ha sparato e in quel momento, discutiamone, ha sparato per uccidere. Purtroppo adesso il 14 ci sarà una sentenza della Corte d'Appello, e intanto è stato scagionato da tutto, ma il 14 la Corte d'Appello potrebbe, se lo rende persona pericolosa, questa persona sarà associata a una struttura esterna, il REMS, dove vengono poste le persone che devono scontare i reati per crimini in questo genere di persone, chiaramente, che vengono seguite da un istituto. Però il REMS non è il carcere, e anche questa volta abbiamo visto che non esiste una certezza della pena, e soprattutto per due persone che sono uomini dello Stato, di 31 e di 34 anni. Andate a raccontarglielo ai genitori. Beh, vedremo come andrà a finire, insomma, anche perché anche le perizie si possono impugnare, forse, no? Sì, io sicuramente sarà parte dei legali, direttore, di impugnare questa sentenza, però una sentenza e una perizia di un tribunale io la vedo veramente dura. Per me finirà così, finirà che questa persona non sarà messa in un carcere, ma sarà messa in questa struttura, sempre che lo ritengano un soggetto pericoloso. Poi ci meravigliamo, direttore, se vediamo qualcuno che col bastone che gira, spacca macchine, assale, con asce, veramente io non so dove siamo arrivati, dove stiamo arrivando, dove stiamo andando. Grazie. Purtroppo è così, direttore. Grazie a Raffaele Padrone, esponente dell'FSP Polizia. I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina intorno alle 9 per spegnere un incendio che aveva colpito un'abitazione nel comune di Fontana Fredda.